L'obiettivo è quello di una gestione oculata che riesca a prevenire quelli che sono fenomeni emergenziali. Abbiamo vissuto il dramma della siccità quest'estate, ma conosciamo bene anche tutti quelli che sono i rischi legati appunto al rischio idraulico. La collaborazione con AIPO non viene da oggi, ma risale al passato. Abbiamo sempre avuto un livello di interazione molto alto, molto forte, ma dobbiamo potenziarlo anche perché abbiamo delle sfide in campo che sono assolutamente preminenti. Pensiamo solo a quello che è il tema degli investimenti legati al PNRR che vedranno impegnate risorse per centinaia di milioni proprio nell'ottica di interventi di carattere ambientale sul nostro grande fiume. Siamo venuti in Regione Veneto e abbiamo affrontato il problema del dissesto idrogeologico e gli interventi di mitigazione dello stesso. AIPO ha concluso in questi mesi 9 interventi molto importanti che vogliono ristabilire una migliore resilienza nei territori del Veneto. E sono oggi in gara altri 3 lavori molto importanti per circa 1,5 milioni e stiamo progettando insieme a Regione Veneto gli interventi per il 2023. Naturalmente al di fuori di questi ci sono interventi per 28 milioni di euro relativi alla rinaturazione del fiume Po e 6,6 milioni di euro relativi alla mitigazione del dissesto per quanto riguarda il PNRR nei prossimi anni. Siamo partiti oggi a fare queste considerazioni con il nuovo direttore di AIPO, con il quale avevamo già un rapporto consolidato e che adesso andiamo a rafforzare e a ravvivare. Le risorse PNR consentiranno di mettere in sicurezza alcuni tratti terminali del Po. È stata anche un'importante occasione per fare il punto sulla programmazione annuale dell'Agenzia, che è un ente importante anche per Regione Veneto come per le altre regioni del bacino padano.